Euroregione.news. Con il titolo Sport che ti trae e con una citazione di Dino Zoff in quarta di copertina, immersi nei colori giallo e blu che contraddistinguono i simboli della bandiera del Friuli, si presenta il libro curato dal giornalista Francesco Tonizzo, penna molto conosciuta per la competenza in svariate discipline sportive, per la sua passione e presenza instancabile sui campi agonistici della regione, a seguire professionisti, amatori e dilettanti. Questo libro racconta una trentina di storie di personaggi che forse non vanno nel mainstream della comunicazione, tale fosse qualcuno, e però sono storie che meritano di essere raccontate proprio perché arrivano da personaggi che nel territorio, in Friuli, quindi con lo spirito friulano, con l'indole anche friulana di non mollare mai, di non abbattersi, di andare avanti nonostante tutto, si sono aperti e hanno raccontato la loro storia. Lo Sport che ti trae è un gioco di parole in friulano. L'espressione folk che ti trae, che significa edulcorata, che Dio ti fulmini, in realtà è che lo sport ti fulmini, cioè che ti dia quella scarica di adrenalina tale da consentirti di portare avanti la passione. Un libro che ha ricevuto il saluto a Villa Manin di Passariano, con una forte presenza dei campioni dello sport regionale, con l'autore che ha risposto alle domande del direttore della Patria del Friuli, Walter Tomada, e con gli interventi del vicepresidente della giunta regionale e assessore allo sport Mario Anzil, del presidente regionale del CONI Andrea Marcon, del presidente dell'Associazione Sportiva Friulana Daniele Puntel e del presidente del Club di Culture Patria del Friuli Andrea Valcic. Il libro, edito in lingua friulana dal mensile La Patria del Friuli, si annuncia essere il primo di una serie dedicata ai campioni regionali dello sport, con una carrellata di interviste, racconti, raccolti e rilanciati dalla rubrica curata da Francesco Tonizzo sulla Patria del Friuli. Un libro che fissa a favore di quanti, oggi come domani, desiderino ripercorrere quei momenti di vittoria intensi, quanto brevi, che sono l'apice di fatiche e sacrifici lungo anni di allenamenti. Alzare una coppa al cielo o indossare una medaglia conquistata sono emozioni straordinarie sia per chi le ha conquistate che per coloro che fanno il tifo, adrenalina pura che dura un attimo e per renderlo non fuggente o ignoto anche agli occhi di coloro che non l'hanno visto o vissuto, ecco l'idea di questo libro. Questa è un'operazione ancora più particolare perché è scritta in lingua friulana, è il primo di una serie di appuntamenti che noi vogliamo portare in tutte le varie minoranze linguistiche che abbiamo nella nostra regione, una regione che è al culmine dell'attività, i risultati, e che riesce a ottenere delle grandissime soddisfazioni e poterne tramandare il ricordo in modo definitivo attraverso lavori egregi come quello fatto da Francesco Tonizzo. Sicuramente è un aspetto essenziale del nostro percorso. Sì, Francesco Tonizzo con questo avvincente romanzo racconta un'epopea che è quella dello sport di questi anni in Friuli Venezia Giulia. Sì, la nostra regione è la prima in Italia per investimenti nel settore dello sport, proprio perché ritiene strategico questo settore per contribuire a creare dei luoghi dove sia più bello vivere, ma lo sport è anche emozione, brivido e divertimento e gioco, e il racconto di queste storie diverse ma accomunate dalla grande passione per lo sport, credo da una parte elevi queste vicende al rango che giustamente merito, ma d'altra parte permette proprio di indicare storie anche quotidiane a esempio per tante nuove generazioni che possono ritrovare nello sport la possibilità innanzitutto di divertirsi e di giocare come è sempre stato nella storia con i propri coetanei e con un confronto anche fisico, e poi però anche di imparare a vincere quelle avversità che ritroveranno nella vita.